e ringraziamento a tutti quanti voi lo farete al Centro Produzioni Televisive della Regione Friuli-Venezia Giulia. Assessore Zani ha presentato oggi Neve e montagne, la prevenzione del rischio valanghe, un documentario informativo realizzato dalla Regione. Sì, un documentario informativo dove credo che l'abbinata tra immagini e parlato siano quanto di più facile sia ed intuitivo per riuscire a dare una spiegazione di quelli che possono essere i rischi e le modalità di prevenzione in una maniera semplice ed efficace, perché questi messaggi devono avere la caratteristica di essere semplici ed efficaci, perché a volte si sottovalutano molti pericoli non avendone la chiara conoscenza. Dare messaggi troppo complicati sarebbe difficile, questi a nostro modo di vedere sono estremamente validi. Oltretutto danno anche un bello spaccato dei nostri territori che quindi fanno un duplice effetto, che è anche quello di rendere note quelle sono le nostre bellezze della nostra regione. Il documentario verrà distribuito anche alle scuole? Ma certo, poi questo documentario nel momento in cui è disponibile io credo che debba avere una amplissima diffusione, perché questo è il motivo per il quale è stato realizzato. Tenerlo in un cassetto non serve a nulla, quindi scuole di sci alpinismo, di alpinismo, a chiunque, ma anche perché no nei punti informativi della promozione turistica dove c'è il primo approccio anche da coloro i quali magari non sono dediti a un'attività specifica in montagna ma potrebbero trovarvisi, quindi è bene che l'informazione riesca a girare il più possibile.